I cavalli si avviano alla partenza. Terza corsa dall'Arcoveggio ed è un miglio per cavalli di 4 anni, sono 7 dietro l'autostart, lo schieramento 1 Zaffiro Trio, 2 Zilli, 3 Zemellino, 4 Zefir delle Badie, 5 Zalabarmen, 6 Zanzarito in seconda linea, 7 Solid Model, corsa molto incerta in chiusura. I più giocati sono Zaffiro Trio, Solid Model e Zanzarito, seguiti però anche Zefir delle Badie e Zalabarmen. Praticamente corsa apertissima. L'errore però di Zaffiro Trio in fase di stacco e così è Zalabarmen che vola in testa nei confronti di Zefiro delle Badie che però non riesce ancora a Numero superare 1, Zemellino. Zaffiro Trio, squalificato. Zemellino rientra Zefir delle Badie, lo costringe all'esterno, la squalifica invece per Zaffiro Trio. E i 200 iniziali per Zalabarmen se ne vanno in 14-8, seconda posizione per Zemellino, poi Zefir delle Badie, ancora Solid Model e Zilli con Zanzarito che segue in sesta e ultima posizione. Il quarto iniziale se ne va in 31 e a questo punto è Solid Model che lascia la corda e la quarta posizione per progredire all'esterno. Zalabarmen continua a fare discreta andatura, va via sul piede dell'1,15 appena abbondante, vediamo la frazione in curva, un 15,7, quindi di 45,8 il complessivo dopo 600 metri di gara. Zalabarmen in vantaggio su Zemellino, Zefir delle Badie, all'esterno Solid Model che progredisce a lato di Zefir delle Badie, lo segue Zilli mentre in coda è ancora Zanzarito. Intanto 1 minuto e 9 decimi il passaggio agli 800 e Zalabarmen continua a guidare indisturbato nei confronti di Zemellino, Zefiro delle Badie, Solid Model che non migliora più di tanto ed è seguito da Zilli mentre in coda rimane Zanzarito. 1.16.1 il passaggio al chilometro, 500 alla conclusione con Zalabarmen in vantaggio, Zemellino in scia, poi Solid Model che prova nuovamente a ingambarsi all'esterno, è seguito da Zilli mentre ancora in coda Zanzarito. 300 alla conclusione con Zalabarmen in vantaggio, il 14-3 l'ultima frazione, avanza anche Zilli in scia Solid Model lungo la corda Zemellino, poi Zefiro delle Numero Badie, 6, sbaglia Zanzarito, retta Zanzarito, d'arrivo con squalificato. in vantaggio Zalabarmen. Zalabarmen controlla la situazione nel finale e si afferma nettamente, mentre per il secondo posto sul palo è Solid Model che ha ragione di Zemellino. 1.14.2, volata di testa tutta ad un fiato per Zalabarmen che chiude forte, 28,8 per il quarto conclusivo dopo un 29,5 di penultimo quarto. Alessandro Fonte con Zalabarmen a segno in questa terza corsa riservata ai 4 anni. Corre bene Solid Model comunque all'esterno e nel finale piega uno Zemellino molto coraggioso. Rivediamo le fasi finali, il successo di Zalabarmen e Alessandro Fonte. Il training è quello di Massimo Trevellin, secondo posto per il numero 7 Solid Model, al terzo il numero 3 Zemellino.